notte della festa, del ritorno in Serie B dopo 4 anni di purgatorio in C. È la notte che diventa storia per la città di Vicenza e la provincia dal cuore biancorosso. Il Lanerossi batte 2-1 l'Inter Under 23 e torna tra i cadetti, tra l'abbraccio del suo pubblico. Al Menti è tutto pronto per la festa, oltre 12.000 tifosi, un'atmosfera da brividi e una squadra che entra in campo con la testa giusta. Il Lane parte forte, aggressivo, determinato a chiudere i conti. Il vantaggio arriva nel primo tempo, Capello trova il guizzo giusto di testa e sblocca la partita. È il segnale, il Vicenza c'è e non vuole fermarsi. Nella ripresa il raddoppio che fa esplodere lo stadio. Stuckler svetta e di testa firma il 2-0 su un bel cross di Zonta. È il gol della liberazione, quello che spalanca le porte della Serie B. Il Menti diventa una bolgia tra cori, bandiere e lacrime. L'Inter Under 23 prova a rientrare in partita e accorcia le distanze con Camatè, ma ormai il destino è segnato. Il Vicenza controlla, resiste e porta a casa il risultato. Al triplice fischio è festa totale. Giocatori sotto la curva, staff abbracciato, Fabio Gallo travolto dall'entusiasmo. Applausi anche per il presidente Stefano e il padrone Renzo Rosso, simboli di una società che ha creduto nel progetto. È una promozione costruita passo dopo passo, con numeri importanti e una continuità che ha fatto la differenza. Una squadra solida, concreta, capace di rialzarsi e di correre più degli altri. Adesso i rosso vogliono aprire un ciclo, l'ambizione di una proprietà solida. Del resto, la famiglia Rosso, con un patrimonio stimato da Forbes di 4,5 miliardi di euro, ha i mezzi per puntare in altro, programmando ogni mossa.